Ammontano a 21 milioni di euro i fondi messi a disposizione per la terza edizione del progetto Tutti a Scuola, il programma della Regione che punta al miglioramento delle competenze degli studenti al fine anche di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. Sono 3 le linee di intervento: miglioramento delle competenze di base di italiano e matematica, le scuole aperte, la didattica laboratoriale e per il sostegno psicologico, pedagogico e di mediazione interculturale. 2,6 milioni andranno alle autonomie scolastiche del Nuorese grazie ai fondi di sviluppo e coesione per il piano straordinario di rilancio del Nuorese. Il programma è stato presentato stamattina nel corso di una conferenza stampa dal Presidente della Giunta regionale Francesco Pigliaru e dall'assessore regionale alla pubblica istruzione Giuseppe De Sena. È il terzo anno del bando di Tutti a Scuola, stiamo facendo una cosa importantissima, forse la cosa più importante in assoluto che questo governo regionale ha proposto alla Sardegna e a tutte le autonomie scolastiche. Importantissimo perché dobbiamo combattere, dobbiamo vincere anzi, la battaglia contro la dispersione scolastica, quella perdita di speranza per i giovani che abbandonano la scuola perché non hanno abbastanza motivazioni e che nel farlo danneggiano se stessi ma anche le nostre prospettive di sviluppo economico, quindi una battaglia che ci coinvolge tutti. Deve essere chiaro che abbiamo un bando aperto per 21 milioni, possiamo fare moltissime cose per farle, abbiamo bisogno del protagonismo delle scuole, dei docenti e anche dei ragazzi e delle ragazze, è una grandissima opportunità. Mi pare che non la stiamo perdendo, ma è sempre meglio fare un appello in più perché ci sia la massima attenzione di tutti. Quest'anno parte il terzo bando di Tutti a Scuola con alcune novità. Innanzitutto la tempistica che è decisamente anticipata rispetto agli anni passati e questo darà modo alle scuole di programmare meglio. 21 milioni investiti, la possibilità di avere un potenziamento organizzativo grazie a un protocollo aggiuntivo firmato recentemente tra il Presidente Pigliaru e il Ministero che quindi aiuterà l'azione amministrativa delle scuole, la possibilità che gli insegnanti interni possano fare da tutor agli insegnanti aggiuntivi grazie al progetto Tutti a Scuola, i 2 milioni e 6 dedicati specificamente alla programmazione territoriale del Nuorese, per cui un progetto che quest'anno secondo noi avrà una capacità quantitativa e qualitativa nell'aggressione alla dispersione scolastica decisamente migliore degli anni precedenti.